Banche Venete a Roma, i risparmiatori davanti a Montecitorio per il sit-in di protesta e chiedere nuovi urgenti interventi dal governo, l'incontro con la commissione di inchiesta parlamentare. La sua spiaggia, Playa Punta Canna, sottomarina, aveva fatto parlare tutta Italia, chiesta dalla procura l'archiviazione per Gianni Scarpa, nessuna apologia di fascismo. Referendum autonomia, oggi l'incontro tra il governatore Zaia e i presidenti delle province, obiettivo avviare un percorso comune prima e dopo la consultazione. Caso bandiera veneta, come avevamo promesso la settimana scorsa, inizia il nostro viaggio per verificare se i palazzi delle istituzioni espongano o meno il gonfalone di San Marco. 5 banditi in manette in un blitz all'alba dei carabinieri di Treviso, almeno 6 rapine e colpi in diverse province. A Castelfranco aggredirono e ferirono una coppia di coniugi. Crisi aziendale, stipendi non pagati, sciopero, la storica Melegatti di Verona. Per la prima volta il Pandoro, tra i più tradizionali in Italia, è a rischio per il Natale. Scarsa manutenzione sui mezzi del trasporto pubblico a Padova, l'incredibile denuncia dei sindacati su un mezzo di Bus Italia, crescono pure i funghi. Stamani a Vicenza la vernice della mostra su Van Gogh che apre i battenti, sabato già 115.000 prenotazioni per un viaggio nel genio del pittore olandese. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque, oggi abbiamo seguito con il nostro inviato Lucio Zanato a Roma la protesta dei tanti risparmiatori. Era stato proprio Don Torta nei giorni scorsi ad annunciare questa nuova manifestazione. È proclamata oggi la giornata del risparmio tradito che va risarcito, hanno ripetuto a gran voce, incontrando il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, il discusso per questa carica, Pier Ferdinando Casini. Piccoli azionisti truffati da Veneto Banca e Popolare di Vicenza in piazza Montecitorio nella giornata nazionale, così è stata proclamata, del risparmio tradito. In 500 in piazza del migliaio che si attendeva. Un paio di pullman di manifestanti non sarebbe riuscito ad arrivare a destinazione. È a conoscenza di tutti, almeno dagli articoli di giornale, che ci sono dei forti crediti deteriorati. Questi crediti dovrebbero essere risarciti i risparmiatori, noi risparmiatori, perché quando li hanno concessi eravamo noi risparmiatori proprietari delle banche. Risparmio tradito che va risarcito, questo lo slogan della protesta a cui sono stati invitati tutti i 205.000 risparmiatori danneggiati dal crack delle popolari venete. A portare solidarietà ai manifestanti il deputato dei 5 Stelle Federico D'Inca. Massimo aiuto da parte del Movimento 5 Stelle nel contributo a poter finalmente portare la commissione d'inchiesta ad indagare, a trovare i reali colpevoli dei fatti disastrosi di distruzione del risparmio delle popolari venete. Patrizio Miatello dell'associazione Zelino da Onara ha incontrato il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Pier Ferdinando Casini, nominato da una settimana, e i vicepresidenti. Loro si mettono a disposizione, lavoreranno anche il sabato e domenica, noi naturalmente gli staremo sotto perché noi non aspettiamo, noi abbiamo bisogno di risultati immediati, quindi nel giro massimo di 10 giorni vogliamo una definizione di come, cosa faranno e come lo faranno. Vogliamo il fondo vittime da reato bancario, quei 2 miliardi li vogliamo subito. E dopo le richieste di rinvio a giudizio per Gianni Zonin e altri 6 manager di Banca Popolare di Vicenza, parla il capo della Procura di Vicenza, Cappelleri. Ecco quali sono le ipotesi di reato emerse durante le indagini in questi mesi. Il nucleo fondamentale ormai è sviscerato. Il capo della Procura di Vicenza, Antonino Cappelleri, con queste parole annuncia l'inizio della fase 2 del procedimento giudiziario sull'affaire BPV. La sua procura nelle ultime ore ha inviato formale richiesta per la fissazione dell'udienza preliminare, durante la quale il giudice dovrà decidere se ci siano o meno i presupposti per mandare a processo l'ex numero 1 di BPV, Gianni Zonin, ed altri 6 top manager dell'ormai ex Popolare di Vicenza. Ostacolo alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob
e di aggiotaggio nel senso di rialzo fraudolento dei titoli sul mercato. Oltre all'ostacolo alla vigilanza, agli indagati viene contestata la diffusione di notizie false e l'aver messo in atto artifici idonei a provocare una sensibile alterazione delle azioni. Insomma, a finire sotto accusa sono anche le contestatissime operazioni baciate, i finanziamenti concessi ai clienti per la sottoscrizione delle azioni. Una richiesta di rinvio a giudizio che riguarda anche la Popolare di Vicenza in relazione alla responsabilità degli enti. Resta ancora da definire un ulteriore piccolo tronco dell'inchiesta. Ciò che rimane è un tessuto fortemente provato a cui l'inchiesta ha tentato di dare delle risposte, ma di questi aspetti sociologici o più in generale della moralità, chiarisce Cappelleri, la legge non se ne può occupare. Noi ci limitiamo all'accertamento giudiziario, sarebbe assolutamente scorretto che ci approfondissimo in giudizi sociologici o tantomeno morali. Intanto in queste ore a prendere posizione è stato anche Zonin. Attraverso i suoi legali ha spiegato di avere piena fiducia nella magistratura ed ha ribadito la propria disponibilità a fornire una ricostruzione accurata dei fatti accaduti anche in sede processuale. Altra inchiesta, diciamo così, tutt'altro tema e protagonista, parliamo di Gianni Scarpa, Playa Punta Canna, la spiaggia fascista così soprannominata quest'estate quando tutti parlavano di quel caso. Ebbene adesso c'è la richiesta di archiviazione. Io sarei per l'ordine, la pulizia e la disciplina. Molto rumore per nulla dunque, per lui si era mosso l'intero arco istituzionale chiedendo il sequestro della spiaggia, pretendendo le dimissioni, persino l'arresto del pirata 64enne Gianni Scarpa. L'uomo con la bandana, l'anima da sempre di questo lido sui generis che al culmine della polemica fu indagato. La Digos fece rimuovere quei cartelli, alcuni si indignarono, i suoi bagnanti invece si schierarono compatti al suo fianco. Salvini si presentò su questa sabbia con il suo codazzo di supporter, il parlamentare Fiano era tornato alla carica invece con la sua legge sull'apologia di fascismo. Per me Benito Mussolini ha fatto delle cose in Italia che tuttora ci sono, fatte bene, che nessun altro al mondo in Italia ha fatto, le ha fatte lui. Poi chiaramente ha fatto uno sbaglio enorme di mandare l'italiano in guerra. Oggi la procura ha chiesto l'archiviazione per Scarpa, milanese, gestore di Playa Punta Canna a Sottomarina, ribattezzata durante l'estate la spiaggia fascista. Per il PM si è trattato di articolazione del pensiero, vale a dire che Scarpa, con le foto di Mussolini, i richiami all'ordine e alla disciplina e le altre stravaganze dello stabilimento balneare, non ha commesso alcun reato. Ora i giudici dovranno decidere se procedere o meno con l'archiviazione. Quale sarà poi il ruolo delle istituzioni? Siamo al referendum sull'autonomia dal 22 ottobre, ma anche prima. Oggi il governatore Luca Zaia ha incontrato i presidenti delle province. Le 7 province venete al fianco del presidente Luca Zaia nella battaglia per l'autonomia della regione. Subito dopo il referendum apriremo un tavolo, annuncia il governatore, per ripartire le competenze ulteriori che vogliamo chiedere a Roma tra tutti gli enti locali. Saremmo incoerenti se chiedessimo l'autonomia per la regione e non la dessimo a tutti i nostri enti territoriali, alle province, ai comuni, alle comunità montane. L'obiettivo è quello di avvicinare il centro decisionale al cittadino, quindi ridurre le catene decisionali e dare interlocutori certi. Quando io parlo con un amministratore non mi deve dire ma è competenza di Tizio, di Caio, di Sempronio, 50 timbri sulle carte, ma deve dire sì o no. Il tavolo che apriremo con le autonomie locali avrà carattere permanente, spiega ancora Zaia. Dovremo definire che modello di regione vogliamo con tutta l'autonomia che riusciremo a ottenere e che dovrà essere gestita dai territori. Non vogliamo sostituire al centralismo statale un neocentralismo regionale. Con l'incontro di oggi noi abbiamo sancito la volontà nostra di essere partecipi a questa forma di autonomia, ci siamo messi a disposizione convintamente e con la struttura che abbiamo e con la convinzione di poter essere parte positiva di questo processo di autonomia. Tutte le forme e le funzioni che saranno poi oggetto del negoziato saranno poi declinati in un sistema efficiente e efficace del sistema Veneto, e questo è quello che noi chiedevamo e questo che oggi di fatto è una realtà. Per avvicinare il più possibile il potere amministrativo ai cittadini, perché se tu lo avvicini ai cittadini, i cittadini riescono a controllare, riescono a capire, e se non fai bene capiscono chi ne è responsabile. Questa è l'attesa dell'autonomia. Il governatore ci ha assicurato un tavolo unitario e questo per me va molto bene e io lavorerò perché il referendum abbia un esito positivo.
E poi c'è il nodo della bandiera veneta, lo ricorderete, insomma, poi noi abbiamo lanciato la sfida a un controllo se il gonfalone è esposto o meno davanti agli edifici pubblici. Cominciamo da Padova. A una settimana di distanza siamo tornati davanti ai principali uffici pubblici, quei palazzi istituzionali che rappresentano l'amministrazione ma anche il governo centrale sul territorio. Il nostro scopo era quello di vedere chi ha esposto la bandiera della Regione Veneto, come richiesto da Venezia, e chi invece la bandiera l'ha tenuta nel cassetto. Ecco cosa abbiamo trovato, partendo da provincia e prefettura che a Padova occupano lo stesso edificio, Palazzo Santo Stefano. La bandiera è rimasta esposta all'esterno come la scorsa settimana, anche se è evidente come si tratti di un vessillo che si trova lì da molto tempo, con il tessuto rovinato dalle intemperie e tristemente scolorito. Dai colori vivaci a fianco di quella italiana ed europea, la bandiera del Veneto fa bella mostra di sé sulla facciata di Palazzo Moroni, sede del comune. Facile notarla sull'Iston, il cuore della zona pedonale, distanziata di qualche metro dalle altre, ma solo per una questione pratica. Di fronte al municipio c'è l'università, che non ha la bandiera esposta, mentre la sede degli uffici comunali della Loggia Mulea, in Prato della Valle, mantiene la bandiera del Veneto esposta come la scorsa settimana. E vediamo invece a Treviso qual è la situazione. Comincia oggi il nostro tour tra gli edifici pubblici della città per visionare chi esponga l'obbligatoria bandiera con il leone di San Marco, così come previsto dalla legge regionale. Gonfalone Veneto che dovrebbe essere esposto nelle sedi dei comuni, nei tribunali, caserme e prefetture, multa fino ai 1.000 euro per chi non la espone. Ma secondo il governo centrale di Roma la legge sarebbe incostituzionale, così in attesa del giudizio della consulta, sebbene a rigore la legge dovrebbe essere rispettata, molti tra i prefetti preferiscono non esporre il gonfalone. Accade anche a Treviso. Palazzo prefettizio ancora sprovvisto della bandiera veneta, mentre in cima alla torre sventola quella bianco-celeste, simbolo della città, e più sotto, sebbene statiche, sempre presenti il tricolore insieme a quella blu con le 12 stelle dorate dell'Europa. Ingiustificata per questa ragazza l'assenza del gonfalone veneto, di seguito le motivazioni. All'interno della nostra bandiera c'è addirittura il simbolo della pace, quindi è una bandiera che è ricchissima di significato e sarebbe veramente giustissimo che venisse esposta in qualunque edificio pubblico ed istituzionale. Quest'altro residente parla addirittura di boicottaggio, in quanto, a suo dire, il gonfalone di San Marco richiamerebbe una chiara idea di orientamento politico e quindi sarebbe volano di propaganda e in quanto tale temuta dal governo. Se mette la bandiera con il leone di San Marco si fa una pubblicità di partito, pertanto non so se il governo non vuole esporre la bandiera perché è una forma di pubblicitaria. Perché è importante esporre questa bandiera negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche? Per identificarci, cioè è una cosa nostra e è bella. Diciamo che è un po' di propaganda politica, sì. Diciamo che da un lato lo è, da un lato secondo me comunque è anche una cosa per dire oh siamo qui, cioè non è che siamo scomparsi, non è che i nostri nonni, i nonni dei nonni, cioè sono vissuti per niente, ecco, quindi abbiamo una cultura come tutti d'altronde, no? Come gli altri stati proteggono la propria, io penso che sia giusto noi di proteggere la nostra. E poi torniamo al referendum sull'autonomia perché è protagonista ieri sera del dibattito a 20:10 con l'esponente PD Azzalini in Consiglio regionale che si asterrà dal voto. Nessuna allergia, nessuna preoccupazione, nessuna paura del voto, però va fatta una premessa. Allora, rispetto all'oggetto in questione, l'autonomia, intanto non ci sono più percorsi, il percorso è unico, fissato dalla Costituzione, che prevede una trattativa tra la Regione e lo Stato e poi, come ha detto Bonaccini, sulla base di questo accordo, di questa intesa, una legge che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta delle Camere. Questo è il percorso per avere l'autonomia, non ce n'è un altro. La Corte ha approvato il referendum del Veneto come una mera facoltà politica, anteriore ed esterna, che non incide su questo procedimento ammesso dalla Corte, fissato dalla Costituzione. Quindi noi cos'è che contestiamo? Non l'autonomia, noi contestiamo questo referendum che è inutile. Nello statuto del tuo partito, caro Bergamini, c'è scritto che si lavora per l'indipendenza, è chiaro, voi quello è l'obiettivo finale e avete virato sull'autonomia perché, come dice Zaia, l'esempio è la Scozia e l'indipendenza per arrivare a quella, l'autonomia è la via per arrivarci.
Ora la cronaca, ha sgominato una banda di giostrai responsabile secondo i carabinieri di 6 furti e rapine. L'episodio più grave, novembre del 2016 a Castelfranco, una violenta rapina in casa che registrò anche un ferito. 5 arresti all'alba, in manette i componenti di una banda di nomadi sinti che tra novembre 2016 e gennaio 2017 ha colpito almeno 6 volte tra la Marca, il Pordenonese e il Veneziano. L'episodio più grave il 19 novembre del 2016 a Castelfranco con la rapina in piena notte in casa di un impiegato quarantenne e della moglie. Uno mi ha subito aggredito con un pezzo di ferro, poi il secondo, che erano in 3, e il secondo praticamente mi ha aperto la giacchetta del bomber che aveva, così ha fatto come così, e ho visto che c'era un'arma dentro la... Poi le spaccate a 2 sale slot di Azzano X e Zoppola in provincia di Pordenone e una a Pramaggiore nel Veneziano. Colpi per un totale di 15.000 euro tra contanti, sigarette e grattavinci. Rubate anche 2 auto di grossa cilindrata a Quinto di Treviso e Conegliano. E proprio i militari di Conegliano hanno condotto le indagini che questa mattina, in esecuzione dell'ordinanza di cattura emessa dal Tribunale di Treviso, hanno portato all'arresto di un 20enne di Gorgo al Monticano, nipote e zio di 29 e 48 anni di Montebelluna, di un 27enne di Vedelago, di un 22enne di Rosane, il Bassanese, tutti ben noti alle forze dell'ordine. È stata l'ennesima dimostrazione che la collaborazione fra comandi arma ha portato ottimi risultati. L'attenzione ovviamente deve essere sempre massima, soprattutto per quanto riguarda i reati predatori, massima proiezione esterna finalizzata a avere quanto più possibile un'attività preventiva che possa ancora prima e ancora più efficacemente scongiurare la commissione dei reati. I resti di quella bomba, un ordigno molto potente, inviati alla RIS di Parma. Ci fosse stato qualcuno nelle vicinanze, la porta saltata in aria dall'abitazione dell'imprenditore trevigiano avrebbe potuto ferirlo gravemente. Continua l'indagine per capire il movente di quell'attentato alla tenuta Amadio. Non so se possa essere magari, se posso dar fastidio a qualcuno grazie alla mia attività imprenditoriale o se sia semplicemente un tentativo di furto, questo non glielo so dire. Eppure l'indagine dei carabinieri in queste ore non esclude alcuna via. I resti dell'ordigno sono stati inviati alla RIS di Parma per le analisi. Così raccontava ieri ai microfoni di Antena 3 il titolare della tenuta Amadio a Monfumo, sminuendo l'accaduto. Nessuna deflagrazione, ho sentito un rumore poco dopo la mezzanotte. Con la moglie ha pensato più all'azione di ladri che a un pesante avvertimento, ma quell'ordigno posto nel cuore della notte davanti a uno degli accessi dell'azienda era una bomba e molto potente. La porta è saltata in aria, sbalzata lontano come un fuscello, tant'è che i primi risultati dell'indagine evidenziano come se qualcuno fosse stato all'interno della porta in quel momento si sarebbe ferito gravemente per le schegge della deflagrazione. Un'intimidazione dunque, ma perché? Forse diamo fastidio a qualcuno, dice il giovane imprenditore, Simone Recca, 31 anni. L'azienda, nata 5 anni fa, cresce rapidamente, 120.000 bottiglie all'anno, soprattutto prosecco. I suoi vini erano anche sulla tavola del matrimonio VIP del rampollo Rockefeller nei giorni scorsi ad Asolo. L'invidia, uno dei possibili moventi, ma si scava nel passato, quando il padre di Simone fu coinvolto in un'inchiesta per truffa ai danni dell'Unione Europea. Ma Emanuele Rec fu assolto. E allora pare più plausibile un legame ad altri sgarbi subiti dall'impresa vitivinicola. Nel 2014 l'incendio di un trattore e un anno fa lo svuotamento di una vasca piena di vino. Non ci sono però telecamere a circuito chiuso che possano aiutare nell'individuazione degli autori dell'attentato. Saranno forse i video di altre tenute vicine a fornire elementi preziosi. Ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo a quelle foto hard estorte a giovani ragazze che pensavano di partecipare a concorsi di bellezza. Tra poco. Telegiornale del Veneto, torniamo in diretta. Credevano di partecipare a concorsi di bellezza, invece era solo un modo per far fare loro delle foto hard. Decine di ragazzine in tutta Italia sono state adescate su Facebook con l'invito a spedire foto osé e la promessa di partecipare a concorsi di bellezza che però erano inesistenti. Dopodiché sono state ricattate per settimane, alcune per mesi, e costrette a farsi vedere nude tramite una webcam oppure spedire nuove immagini che le ritraevano in pose a sfondo sessuale. Un incubo che ha portato alcune di loro a pensare anche al suicidio, ma l'intervento della polizia postale ha messo fine a questo raggiro con l'arresto di un 22enne
23enne residente in Riviera del Brenta e studente di informatica all'Università di Padova. Ora è in carcere per pornografia minorile e tentata violenza sessuale. Gli episodi che gli vengono contestati al momento sono 6, ma la Polizia Postale di Mestre ha già raccolto decine di altre denunce presentate in tutta Italia. Il 23enne era già finito sotto inchiesta nel 2014 per detenzione di materiale pedopornografico e quindi perquisito nel 2015, 16 e 17. Ciò nonostante, secondo gli inquirenti, avrebbe proseguito nella sua attività, pubblicando in rete le foto delle ragazzine che decidevano di non stare al suo gioco. La Postale è riuscita a scoprire il computer dell'università da dove lui agiva, anche se nega ogni coinvolgimento nella vicenda. Con il suo motoscafo il milionario croato travolse e uccise, ricorderete, una coppia di padovani qualche anno fa. Adesso è a caccia di una nuova imbarcazione costosissima, avvistato nei giorni scorsi in Italia. Tomislav Orvantincic, il controverso tycoon croato sotto processo per aver causato la tragica morte in mare dei coniugi padovani Francesco e Marinelda Salpietro, intende tornare in mare e mettersi al timone di nuove imbarcazioni. A darne per primo notizia è stato il quotidiano spalatino Slobodna Dalmazia, che riporta come Orvantincic, costretto a terra dall'anno della tragedia, il 2011, stia cercando un natante ancora più grande e lussuoso del suo motoscafo, il 12 metri, che il 16 agosto di 6 anni fa impattò violentemente contro la barca a vela dei coniugi padovani, uccidendoli all'istante. 4 anni dopo, nel 2015, ecco la sentenza: 20 mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena e tante attenuanti. In attesa di sapere come andrà a finire in aula, il magnate è stato avvistato nei giorni scorsi a Rapallo, in Liguria, dove ha manifestato un forte interesse nei confronti dello yacht San Lorenzo 82, uno scafo lungo 25 metri, largo 6, con 4 cabine e capace di accogliere 10 passeggeri. Prezzo, secondo il giornale croato, 2 milioni di euro. La situazione dei bus è grave, lo denuncia un sindacato nel Padovano. Guardate cosa viaggiava accanto alle persone. Va bene il trasporto verde ed ecosostenibile, ma i funghi che crescono rigogliosi in uno dei mezzi di Bus Italia impegnati nella linea da Padova verso Borgorico appaiono francamente troppo e sintomo, denunciano i sindacati, di una situazione preoccupante. I funghi sono il caso più eclatante e anche più simpatico da un certo punto di vista. Quello che sta succedendo è una cosa che noi denunciamo ormai da 2 anni, e cioè che da quando è arrivata Bus Italia la manutenzione degli autobus è notevolmente scaduta, perché gli esempi sono questi: abbiamo autobus che si sono incendiati, abbiamo autobus che hanno le gomme che scoppiano, abbiamo autobus con le gomme lisce, abbiamo sportelli che non si chiudono. I sindacati di base hanno recentemente scioperato e ottenuto un incontro con l'amministrazione comunale. Intanto l'aneddotica sui bus cittadini sembra arricchirsi di giorno in giorno. L'ultimo è il caso dell'autobus sulla linea verso Abano, racconta Pieretti, costretto ad uno stop fuori programma al distributore. Si è fermato ad un certo punto, l'autista è sceso e si è messo a fare gasolio perché era in riserva piena, e quindi è arrivato con un ritardo di circa una mezz'ora. Questo ha costretto i genitori a firmare le giustificazioni per i figli che sono arrivati in ritardo a scuola. Torniamo adesso invece, ci spostiamo adesso a Verona. 123 anni di storia, un rischio molto concreto secondo i sindacati, che chi ha di fatto inventato il Pandoro non lo possa più produrre per questo Natale, dopo oltre un secolo. La crisi che colpisce un marchio storico del Veneto, la Melegatti. A denunciarlo sono i lavoratori dell'omonima azienda veronese, in maggioranza donne, che stamani hanno manifestato davanti al municipio di San Giovanni Lupatoto e ieri erano in sciopero. I dipendenti criticano l'azienda per il mancato pagamento degli stipendi degli ultimi 2 mesi e metterebbero in crisi la produzione. Perché ci sono appunto carenze sul fronte degli approvvigionamenti che metterebbero a rischio questa produzione. A San Martino Buonalbergo, ha detto Paola Salvi della Fly CGL, hanno addirittura coperto con il nylon i macchinari. Sono 90 gli addetti tra lo stabilimento storico di San Giovanni Lupatoto e quello nuovissimo inaugurato lo scorso febbraio a San Martino Buonalbergo con un investimento di 10 milioni di euro, operai ai quali si aggiungono i circa 200 stagionali.
Ora vi ricordiamo come contattare Antena 3 per le vostre segnalazioni, redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898, sms al 351 1755 340, se avete un problema cerchiamo di risolverlo insieme. Poi il conto alla rovescia, Vicenza, per la mostra dedicata a Vincent van Gogh, oggi la vernice per la stampa, qualche anticipazione la vedremo appunto tra pochissimo e sabato l'inaugurazione. Il grano e il cielo, un meraviglioso viaggio alla scoperta della pittura di Van Gogh, quello che attende i visitatori della mostra che aprirà ai battenti il 7 ottobre nella Basilica Palladiana di Vicenza. 129 capolavori, 43 oli, 86 disegni che ripercorrono la storia della vita artistica del genio olandese. Un percorso che diventa una sorta di diario dell'arte e della vita complessa e sofferta dell'artista, ricostruendo quasi giorno per giorno i 10 anni dal 1880 al 1890, dai primissimi disegni dell'esordio in Belgio fino alle tele famosissime dei campi di grano dipinte poco prima del suicidio. Un bel viaggio veramente, grande numero di opere, 129, quindi una rarità assoluta vederne così tante. Grande importanza data agli anni della formazione di Van Gogh, che ho voluto ricostruire molto precisamente, e poi tantissimi quadri della parte finale, il film, il grande plastico, insomma un'esperienza davvero a tutto tondo, quella che aspetta il visitatore che entrerà qui in Basilica Palladiana. Già 115.000 le prenotazioni per la visita della mostra, a testimonianza di come Van Gogh sia uno degli artisti più amati dal grande pubblico. Sono tantissime, 115.000 oggi, entusiasmo incredibile attorno a questa mostra, ormai da quasi un mese 2.000-2.500 nuove prenotazioni ogni giorno, veramente si sente che c'è un clima straordinario attorno a questa mostra. Resta solo il tempo di ricordarvi gli ospiti delle nostre trasmissioni. C'è 20:10 questa sera sempre sui temi di attualità con il consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso Stefano Pelloni e il consigliere regionale della Lega Nord Luciano Sandoran. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prevale il sole sulle nostre regioni, salvo sul Friuli Venezia Giulia dove è atteso un peggioramento del tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, qualche addensamento sui settori di nord-est e anche sulle alte pianure nord-orientali e locali nebbie o foschie sulle pianure centrali, al mattino poi in rapido dissolvimento. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere in lieve aumento e saranno comprese tra i 17 e i 24 gradi, minime anche queste in lieve aumento tra i 12 e i 15 gradi circa. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Nubi diffuse e qualche pioggia sui settori nord-orientali, più asciutto altrove, verso sera però più nubi ovunque con rovesci sparsi anche verso le aree più centrali. Temperature massime tra i 18 e i 21 gradi, minime attese sui 15 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Bel tempo soleggiato e stabile, sull'Alto Adige un po' più di nubi, sul Trentino anche con locali addensamenti, ma soltanto sui settori meridionali e orientali e senza altre conseguenze. Temperature massime sui 23-27 gradi, minime sugli 8-13 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da sud, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.